Palma Sarborea, sì. Ci sono coltivatori diretti, pastori, lavoratori agricoli e braccianti agricoli. È un povero paese, piccolo paese e anche povero. Io possiedo troppo poche cose. Possiedo appena che 3 ettari di terra, ho 9 figli, il grande ha 20 anni, è femmina, la seconda altrettanto, i maschietti, i più piccoli sono maschietti e quindi non posso sostenere questa famiglia. Gli chiediamo se vuole avviare i suoi figli alla campagna o no. Guardi, la mia intenzione era di non andare alla campagna, perché la campagna purtroppo non conviene più a lavorarla. Un altro piccolo proprietario di Palma Sarborea, Ambrogio Cadoni. Gli domandiamo se qui, nella zona irrigua dell'Oristanese, viene bene il riso. Qualche poco, ce n'è, sì. Ne mettono qualche pochettino. Le barbabietole. Quasi non ne tirano fuori nemmeno le spese. I pomodori. Le spese ne ricavano. Quando fa bene, quando fa male, non ricavano nemmeno le spese di quello. I foraggi. Secondo il posto. Secondo il posto. Le piante da frutto. Non ce n'è di quello. E non posso dire di quello, insomma, che ricavo qualcosa. Perché nessuno ne ha messo. Il grano. Non tanto. Malamente. Poco. Le pecore. Sono base a morire. Bisogna sempre di aiutarle, se no muori. Le vacche. Le vacche è altrettanto. Non ci siamo messi a fare questo lavoro, innaffiare e tutto questo. Questo non l'abbiamo fatto. E non lo so, che dipende, colpa del terreno o colpa dall'uomo. Né colpa dell'uomo né della terra, ma della polverizzazione fondiaria che ha raggiunto limiti assurdi. Nella piana dell'Oristanese l'80% degli appezzamenti è inferiore ai 2 ettari. Più la terra è ricca e più è frazionata e meno rende. La terra che non rende non è coltivata, anche se sarebbe fertilissima. Nell'Oristanese più della metà del terreno suscettibile di irrigazione non viene irrigato, o resta addirittura incoltivato. Di questo stato di cose si avvantaggia solo la grossa proprietà. Questa azienda è di 250 ettari, che ha tutto l'interesse ad avere una maggiore disponibilità d'acqua, a non avere concorrenza nell'accesso ai contributi e al mercato, e a mantenere in vita un bracciantato non fluttuante perché proprietario. Il toro che ha nel cortile di casa è acquistato in società, lo hanno comprato in 6. Ciascuno lo mantiene per tanti giorni la settimana, quante sono le vacche che possiede. Acquistato a caratura, un tanto per ogni vacca. È un esempio spontaneo di associazione. Dunque i piccoli proprietari sarebbero disposti ad unirsi in cooperativa o società se accorporare, cioè riunire i terreni frazionati, oggi, non venisse a costare quasi di più che comprare. Certo esiste una mentalità tradizionale estremamente conservatrice nei riguardi della terra e di quanto si è ottenuto in eredità. Guardate la sua casa. Ha conservato tutto quello che ha ereditato dal padre, comprese le grandi ceste che un tempo servivano per conservare il grano, perché chi ripudia padre e madre è aborto, dice il proverbio. Sì. Dunque, nonostante che sia proprietario, lei, signor Meli... Faccio tuttora il bracciante agricolo, perché non si sono potuti riuscire a fare l'agricoltore. Siccome abbiamo i terreni frazionati. Lui dice io ho una famiglia grande, intanto che possono ricavare della proprietà non è sufficiente per mantenere la mia famiglia. Dunque io devo andare a lavorare con Tizio o Semproni per poter avere il tanto che mi fa bisogno. In quante parti è diviso? È circa 20 posti. Distanti quanto l'uno dall'altro? È molto distante.
3 ettari coltivati ad orto potrebbero anche rendere, ma sono divisi in 20 particelle. Si arriva fino a pezzi da 25 metri quadrati. Tutti irrigati con i canali che serpeggiano lungo i confini per servirli tutti. Ma a che serve? Ma qualcuno ha cercato di convincervi di mettere insieme i terreni e stringervi in cooperativa? Sì, io sono uno dei primi che mi sono messo per queste circostanze. Dai primi. Dal giorno all'altro sta passando dagli anni. E io sto lavorando per questo scopo, per poter mettere riunito tutto un po'. Io quando ne parlo, sì, va bene. Quando lascio io di parlare questo, ci passa dai mesi e anche degli anni senza ritornare a cercare di queste circostanze. Per capire meglio, c'è qualcuno che è contrario? Contrario, quando lei parla con chi si sia, sono tutti favorevoli. Però nessuno si lancia a poter cercare all'uno o all'altro da dire ci mettiamo d'accordo da una volta e questo lo facciamo. D'altronde nessuno può rinunciare alla sua parte, anche minima, di eredità. È cattivo il padre che non si attiene nel testamento ad una assoluta equità distributiva. Così i terreni si dividono di eredità in eredità, sempre più piccoli. Quando sono in eredità uno ha figli, muore questo, allora dividono con i figli che lasciano. In quante parti? Dipende quanto sono le eredità. Può essere 2, può essere 3, può essere anche 10. Di solito si divide ogni pezzetto in tanti pezzetti. Purtroppo, se non si fa l'accorpamento, siamo costretti a fare così. Ma anche se si riuniscono i terreni, dopo torna di nuovo in questione tutto. No, se si fa l'accorpamento, allora il terreno verrà unito. Si riunisce e poi con l'eredità si divide di nuovo. Certo che tornerà normalmente frazionato. Io dico, in tempo antico, ci abbiamo le aie e ci mettiamo a trebbiare con le bue e ci abbiamo sul rotto non sciunai, insomma, due vinicaiaus. Dice, col forcone raggruppavamo il grano durante la trebbiatura, i buoi nel loro giro lo tornavano a sparpagliare. Quando era molto sparso ricominciavamo a rammontarlo. Lo stesso è per l'accorporamento. Ora mettiamo insieme i terreni, poi quando tutto è riunito, uno muore e lo deve nuovamente dividere tra tutta la famiglia. E lo torna a sparpagliare e si comincia da capo. E allora? E allora? Si loro sempre a cominciare da noi. Se si deve ricominciare da capo, risponde, tanto vale non effettuare il riordino e sfruttare le terre così come sono. Dove realmente manca la risposta, notate, affiora il dialetto. E attraverso il dialetto la mentalità tradizionale, che vede ogni deficienza organizzativa come una calamità naturale nei cui riguardi non c'è che rassegnarsi. Si dice che nessuno vuol vendere il terreno qui perché vendere è vergogna, è vero? Beh, dipende dalle circostanze. Certamente più uno... Risponde che dipende dalle circostanze. Non è disonore vendere in caso di malattia, o per cadere in bocca alla giustizia, o per altre gravi circostanze. Vedete, la proprietà della terra qui ha la funzione previdenziale della pensione. E conclude, certo è doloroso dover dire mio padre e mia madre hanno lavorato quello che hanno lavorato per lasciarmi il terreno e io lo disperdo. Mamma mia, ha triballavo, perché triballavo, poi conoscevo e devo in vita mia, insomma, per causa dei speri. Lei ha conservato questa casa tutta antica, per quale motivo? Di mio padre. I piatti alle pareti, il letto, il telaio, ha conservato tutto. E sono cose che ha portato mia madre. E insomma, come mi piace di avere quello che ho conosciuto del mio padre, mi piace di ottenere anche quello che ho conosciuto di mia madre. Insomma, almeno mi comparano che sia un onore uno che mantenga quello che conosce del suo padre e delle sue madri. Ogni cosa si è rivestita di valori affettivi che ora contribuiscono a giustificare la conservazione, l'immobilismo e militano contro ogni cambiamento.